Siamo tornati in studio col nostro spazio dedicato alla sanità. Oggi parliamo della mente al centro, il valore della salute mentale. Questo è il titolo del nostro spazio, della nostra puntata. Ne parleremo con Carola Tozzini, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Buongiorno. 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 E Michaela Alari, coordinamento assistenti sociali Dipartimento sempre Salute Mentale dell'ULSS 2. Buongiorno. Buongiorno. Partiamo subito con questo concetto di salute mentale, perché è un concetto che si usa, ma a volte è un concetto che viene abusato. Si parla sempre di salute mentale, ma vogliamo spiegare di che cosa parliamo quindi? La ringrazio per la domanda, perché in effetti il concetto di salute mentale, più che un concetto, è un vero e proprio costrutto e spesso viene utilizzato in maniera vaga o frainteso. Riporto quella che è la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che afferma che la salute mentale è uno stato di pieno benessere non solo emotivo ma anche psicologico e sociale. Come potete capire, quindi non riguarda soltanto l'assenza di malattia, ma è un bene molto prezioso, è un bene che riguarda tutti. La salute mentale, infatti, noi diciamo sempre, riguarda tutti, è un bene che va preservato. È un bene che riguarda molto la qualità della vita delle persone, proprio perché non è solo benessere emotivo e psicologico, ma è anche sociale, e si fonda su alcuni parametri ben definiti che ci terrei a stressare proprio per evitare di fare confusione o di utilizzarlo in maniera inappropriata, che sono la realizzazione del potenziale di ognuno, cioè la capacità di poter esprimere le proprie potenzialità, le proprie capacità naturali. La resilienza allo stress, cioè la capacità di poter gestire in maniera adeguata le situazioni stressanti che la vita pone ad ognuno di noi, ma anche la produttività, cioè la capacità di esprimere in modo produttivo di poter avere un ruolo attivo all'interno della società. Quindi, come vedete, il contributo che ognuno può dare alla comunità attraverso l'espressione del proprio stato di salute mentale è molto importante. L'Organizzazione Mondiale della Sanità quindi ci tiene molto a sottolineare che non si tratta solo e semplicemente di assenza di malattia, cioè di assenza di sintomi. Quando invece ci sono alterazioni tali da dover intervenire perché si crea un disturbo all'intorno dell'area della salute mentale, allora interviene la nostra branca, interviene il Dipartimento di Salute Mentale con un team di specialisti dedicati. Ecco, io poi dico ai telespettatori che se vogliono fare una domanda o chiedere qualcosa inerente a questo argomento lo fanno chiamando il numero che vedete in sovraimpressione. È aumentato questo fenomeno, insomma, sicuramente in un momento di difficoltà, parlavamo appunto, lei diceva, anche dipende appunto da un momento di difficoltà, di stress, di situazioni difficili. Questo ha fatto aumentare questo tipo di... Allora, sì, riporto dei dati che sono dei dati nazionali, cioè dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e poi esamineremo quelli locali, che non sono molto diversi. Allora, l'Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che i disturbi mentali rappresentano ormai un'emergenza, ed è un'emergenza vera del terzo millennio. Dati affermano che più di 300 milioni sono le persone affette da un disturbo depressivo da ansia, 60 milioni sono le persone affette da un disturbo bipolare. Se si scende poi all'interno della popolazione giovanile, le cifre diventano ancora più preoccupanti, perché si stima che circa il 20% degli adolescenti soffra di un disturbo mentale. Come mai questo fenomeno? Allora, durante il periodo post-pandemico, immediatamente post-pandemico, abbiamo compreso che quel fenomeno di aumento dei disturbi psichici che già avevamo rilevato, in realtà la pandemia e il periodo pandemico l'ha ulteriormente spinto come un catalizzatore. C'era già, ma si è reso ancora più manifesto e accelerandolo. Sì, un catalizzatore proprio in termini chimici è qualcosa che accelera, no? In una reazione chimica. Ha accelerato l'espressione di un fenomeno che noi già vedevamo.
Quali sono i disturbi che abbiamo visto nel corso di questi anni? Perché ci sono anche delle differenze. Allora, immediatamente dopo il periodo post-pandemico abbiamo visto un aumento dei disturbi, abbiamo osservato un aumento di disturbi d'ansia, dei disturbi depressivi anche gravi, di reazioni allo stress. Il disturbo post-traumatico da stress è stato molto evidente, anche perché si sono verificate proprio delle situazioni stressanti, anche come per esempio con delle morti improvvise, quindi si reagisce come la mente reagisce a un evento traumatico importante. Abbiamo però osservato anche un aumento dei disturbi della nutrizione, dell'alimentazione nei ragazzi giovani, e in particolar modo l'età di insorgenza si è abbassata ai 14, ahimè anche sotto ai 14 anni, insorgendo anche dei disturbi gravi, complessi intorno ai 12 anni, ma sono state slatentizzate anche delle patologie che noi appunto già osservavamo, che sono quelle nei giovani del neurosviluppo, quali sindromi da deficit attenzione e iperattività, definite in termine scientifico ADHD, nonché anche l'autismo. A livello locale che cosa abbiamo osservato? Abbiamo osservato che i dati non si discostavano molto da quelli della media nazionale, e quindi c'è stato un più 25-26% di accessi nuovi alle nostre strutture diffuse sul territorio. Abbiamo osservato anche una precisa distribuzione nelle classi di età. La classe di età più colpita, in cui quindi erano più numerosi gli accessi, ricordiamo che la psichiatria si occupa di utenti maggiorenni, quindi dai 18 anni in su. Il range, il cluster dell'età più colpita è stata quella dai 18 ai 35 anni, col primato in assoluto. Il secondo però podio, rispetto alla distribuzione dell'età, secondo in podio, è la classe di età tra i 18 e i 25 anni. Quindi capite bene che la nostra attenzione è focalizzata su tutte le classi di età e su tutti i disturbi, ma c'è un'attenzione particolare anche da indicazioni ministeriali e regionali, secondo i percorsi diagnostici, terapeutici, assistenziali, nella fascia di età giovanile. Ci siamo però per questo dovuti anche formare. E collaborare con tutti gli stakeholder, non solo aziendali ma anche territoriali, che possono contribuire a dare un contributo appunto altamente specifico. Abbiamo infatti dei gruppi di lavoro ormai congiunti, quasi permanenti dal periodo post-pandemico, con altre unità operative quali la neuropsichiatria infantile, l'infanzia, adolescenza, famiglia, consultori, le OC disabilità e anche il Dipartimento per le dipendenze, perché tanti fenomeni sono dovuti anche all'aumento delle sostanze. Ecco, parlavamo di questo aumento di queste persone, di questi accessi. C'è la consapevolezza del problema nelle persone? Vengono a chiedervi aiuto oppure magari vengono invitate per altri motivi, magari dai familiari? Allora, abbiamo tutte e due le tipologie, le vie di accesso. Devo dire che ci sono ragazzi giovani anche molto ben informati e consapevoli. Altri ragazzi che proprio pur se informati e consapevoli hanno ancora una difficoltà a parlare delle proprie emozioni, dei propri stati d'animo, e soprattutto quando si parla di patologie, alcuni pur avendo la consapevolezza magari non riattribuiscono quei sintomi specifici a un disturbo psichiatrico, quindi è importantissimo parlarne, perché il Dipartimento di Salute Mentale, con tutto il team di specialisti che agisce su quei tre assi per preservare il più possibile la salute mentale, si occupa innanzitutto di prevenzione, ma poi di cura e di riabilitazione dei disturbi, quindi parlarne è importantissimo. Ecco, è fondamentale perché si va a toccare una sfera intima della persona, e quindi a volte c'è ancora la difficoltà
del dover chiedere aiuto o cioè riconoscere che c'è magari una patologia psichiatrica in atto per cui magari si deve per forza chiedere aiuto. A volte ancora adesso c'è questa difficoltà, soprattutto quando si parla di giovani. Lavoro difficilissimo soprattutto per gli assistenti sociali, insomma, perché tanto come il vostro ovviamente anche per loro che devono seguire. Però parliamo di inserimento eterofamiliare supportato per adulti, ma di che cosa parliamo quindi e a chi è rivolto? Allora, l'inserimento eterofamiliare supportato per adulti, o più semplicemente e velocemente possiamo chiamarlo servizio IESA, forse anche più conosciuto in questi termini, è proprio una modalità abilitativa e riabilitativa, quindi dicevamo appunto è uno degli assi sui quali appunto verte il lavoro del Dipartimento di Salute Mentale. Ed è rivolto chiaramente a persone che sono in carico ai servizi del Dipartimento di Salute Mentale e è particolare perché è un'alternativa ai ricoveri, agli inserimenti in strutture come può essere la comunità terapeutica riabilitativa protetta, quindi la CTRP a carico prettamente sanitario, o l'inserimento in altre comunità alloggio di tipo socio-sanitario appunto che abbiamo a disposizione nel territorio. Lo IESA quindi in sintesi consiste nell'accoglienza di una persona presso una famiglia che chiaramente sia diversa dalla famiglia di origine. E questa famiglia accogliente, in cambio appunto dell'ospitalità che concede, riceve mensilmente un sussidio, un rimborso, e viene comunque regolarmente seguita professionalmente nell'accompagnamento, nella gestione e nel supporto appunto da un team, appunto dal team IESA, che è costituito da psicologi e psicoterapeuti formati specificatamente in questa metodologia riabilitativa. Ecco, prima di continuare mi viene una domanda. Ci sono famiglie disposte ad accogliere, perché poi non è facile, immagino, con persone con questo tipo magari di problematica, e soprattutto avete trovato dei vantaggi, delle risposte buone invece da parte delle persone che vengono ospitate? Allora, proprio il nucleo, diciamo, ecco, di un progetto come questo è proprio avere a disposizione delle famiglie che siano disponibili ad accogliere gli utenti che appunto seguono i servizi della salute mentale. Non è semplice. Ecco, devo dire che qui a Treviso il progetto nasce come progetto sperimentale nel 2002, quindi stiamo parlando ancora della vecchia ULSS 9 di Treviso. E nasce fondamentalmente con due obiettivi. Il primo era quello, diciamo, come posso dire, quello diretto, proprio di dare un'opportunità riabilitativa con delle caratteristiche innovative, ecco, agli utenti in carico. Ma il secondo obiettivo, che potremmo definire come un obiettivo indiretto, ma non per questo meno importante, è proprio quello di lavorare sulla prevenzione dello stigma. E, appunto, l'abbiamo già accennato prima. Che cosa si intende? Si intende appunto riuscire a parlare della fragilità e del disturbo mentale senza pregiudizio, senza paura soprattutto. Devo dire che, per carità, dall'epoca dell'istituzione manicomiale di passi ne abbiamo fatti tanti e per fortuna, ma ancora, soprattutto in alcune zone territoriali e magari quelle un po' più ai confini, ecco, la paura e lo stigma rispetto a questo aspetto appunto della salute o della mancanza di salute si fa ancora sentire. Ma che cosa ha appunto di importante un servizio come lo IESA? Ha proprio il fatto di lavorare su questi aspetti, in quanto per riuscire ad avere la disponibilità di famiglie del territorio, è indispensabile che il progetto metta in atto delle attività, degli eventi di sensibilizzazione e soprattutto di formazione rivolti proprio alla società civile. E quindi sensibilizzazione sull'ambito non solo dei disturbi psichiatrici, ma anche proprio sulla salute mentale, che è altro e che è qualcosa in più.
Ecco, devo dire che l'esperienza appunto dell'Ogliesa, quello che ci ha mostrato, insomma, ecco, in questi ormai quasi 25 anni di esperienza qui a Treviso, è estremamente importante perché è un servizio e un progetto che va a completare la pur ricca, perché devo dire che è decisamente ricca, offerta di servizi riabilitativi che esistono nel territorio a favore appunto della salute mentale, però con una caratteristica particolare, e che è quella della partecipazione diretta della comunità e quindi della famiglia nell'erogazione stessa del servizio. Ecco, le famiglie, scusi, devono avere queste, insomma, che possono ospitare delle caratteristiche particolari? Perché magari una persona dice, perché non penso che tutti possano, voglio dire, ecco, no, giusto per chiarire, perché dopo mi arrivano 200 chiamate per... No, allora, innanzitutto si parte dalla volontà, dall'interesse e dalla volontà di fare qualcosa che sia qualcosa che va un po' oltre a quello a cui siamo abituati. Quindi la disponibilità di mettersi in gioco e di appunto costruire un percorso che sicuramente è un percorso faticoso, è un percorso anche complicato e complesso, ma ripeto, dietro a queste famiglie c'è tutto il supporto di cui hanno bisogno, che viene dato dal servizio pubblico e dagli operatori appunto dell'equipe Ogliesa. Quando parliamo di famiglie in senso lato, e quindi non c'è come posso dire, un target specifico, non deve essere per forza la famiglia in cui abbiamo la coppia con i figli, oppure è meglio una coppia senza figli, no. L'importante è avere un nucleo familiare, che può anche essere monofamiliare, perché no, che sia disponibile, ecco, a mettersi in gioco su questi aspetti. L'unica cosa che mi viene da dire è che ci sia uno spazio fisico, ecco, per la persona che si accoglie, perché questo c'è da dire che assolutamente sì, fa la differenza. E voi seguite il percorso di questa persona e l'inserimento in questa famiglia? Certo, è un inserimento assolutamente graduale, i passi vengono fatti insieme, le famiglie che sono disponibili a intraprendere questo percorso, come dicevamo, vengono formate, e dopodiché si cerca, compatibilmente chiaramente con le risorse che abbiamo a disposizione, di riuscire a creare il giusto match tra l'utente, tra la persona che appunto ha questo tipo di bisogno e la famiglia che ci sembra che possa avere le caratteristiche più adeguate per accogliere proprio quella persona. Quindi si tratta di un percorso estremamente personalizzato e che cerchiamo di ritagliare il più possibile proprio sui bisogni della persona, i bisogni che ci porta la persona. Il tutto chiaramente andandolo a concordare con la famiglia accogliente. E i risultati sono risultati importanti? Allora, i risultati ci riempiono di entusiasmo, devo dire. Ripeto, è un lavoro faticoso perché è un lavoro che va un po' al di là dell'operatività quotidiana. È un progetto però a cui teniamo molto e abbiamo visto crescere moltissimo anche la rete delle famiglie, perché l'Ogliesa non deve essere inteso solo come appunto accoglienza di una persona in difficoltà all'interno delle proprie mura domestiche, ma va anche a creare tutta una rete tra le famiglie, nel senso che mensilmente noi abbiamo il nostro gruppo di lavoro che segue, e che con dei gruppi insomma ad hoc, che segue proprio il gruppo di famiglie, e ci stiamo anche un pochino inventando delle formule un po' diverse, nel senso che l'Ogliesa nasce come un'accoglienza residenziale continuativa sulle 24 ore. Poi abbiamo cominciato anche a ragionare su percorsi invece che possono essere, come posso dire, part-time, magari durante la settimana o durante i weekend, in base proprio alle esigenze, insomma, dell'utente e della famiglia accogliente. Ma perché no, stiamo anche ragionando su alcune formule che possano magari coinvolgere un paio di nuclei per dare appunto accoglienza a una stessa persona. Ci è capitato durante le ferie estive, ecco, insomma è un servizio estremamente flessibile e che cerca appunto di creare comunità in senso lato. Dottoressa, quanto è importante un progetto come questo per dare una mano a queste persone che sono in difficoltà,
ma anche per riuscire insomma, a dare una mano anche a voi, perché poi se il numero si alza diventa complicato per tutti. Allora, questo che ha illustrato appunto la dottoressa Lari è uno degli esempi con cui noi collaboriamo proprio con la comunità, perché a differenza di quanto si possa pensare o si pensava nel passato, la cultura oggi evidence-based, quindi quella più scientificamente sostenuta in salute mentale, è proprio quella del modello di psichiatria di comunità. I bisogni appunto dell'area della salute mentale e delle patologie, come abbiamo visto, sono complessi, perché complessa è la definizione, il costrutto di salute mentale, quindi la ringrazio per la prima domanda, perché questo mi permette poi di chiarire che è necessario sempre di più, data la complessità dei bisogni che ogni utente porta alle nostre strutture che hanno il cuore pulsante nei centri di salute mentale, che sono delle strutture diffuse a rete su tutto il territorio con un team multiprofessionale integrato che vi lavora dentro, ci permette di attuare quella che è la forte integrazione tra l'area delle cure sanitarie e l'area degli interventi socio-relazionali, secondo una logica di filiera e di integrazione, privilegiando la comunità in cui il paziente vive e un approccio extra ospedaliero alle problematiche e ai bisogni che l'utente porta. Naturalmente, se c'è necessità, ci sono anche nei casi di scompenso i ricoveri, quindi con i reparti dedicati, i servizi psichiatrici di diagnosi e cura. Però la logica della psichiatria di comunità è quella che promuove il più possibile il protagonismo attivo dell'utente. Tutto ruota intorno all'utente, che è attivo protagonista nel proprio percorso di cura, secondo un termine che in inglese si chiama empowerment, e in una logica che è quella, sempre mutuando termini dall'estero, della recovery. La recovery significa la possibilità, cerco di spiegarlo in termini più semplici possibili, la possibilità di un miglioramento della qualità della vita, quindi ritorniamo alla qualità di vita e alla forte integrazione tra rete sanitaria e rete socio-relazionale, nonostante il disturbo. Cioè si passa quindi da concetti che sono molto diversi rispetto a quelli che si utilizzava in passato. Non si parla più di malato, ma si parla di persona, di utente al centro e protagonista del proprio percorso di vita. Non si parla più di guarigione, ma di remissione dei sintomi. Si parla di protagonismo attivo nel luogo in cui l'utente vive, coinvolgendo tutti gli stakeholder. Che cosa significa? I portatori di interesse. Il primo portatore di interesse naturalmente è l'utente, con i suoi bisogni, con la sua complessità, con i suoi disturbi, che richiedono sicuramente una cura che è quella medica, con una terapia nei casi più complessi che necessitano di una presa in cura multiprofessionale integrata, che è una terapia farmacologica personalizzata, perché la psichiatria, come tutte le branche mediche ad oggi, deve essere una psichiatria di precisione, quindi sì, c'è una categoria farmacologica, ma non tutti i farmaci di quella categoria vanno bene per quella persona che abbiamo davanti, perché bisogna vedere appunto i suoi bisogni, l'età, il sesso, tante cose. Ma bisogna integrarle anche con altro, cioè con un approccio psicologico, con altre figure professionali che possono essere gli educatori, gli infermieri, gli operatori socio-sanitari, l'assistente sociale. A seconda dei bisogni che l'utente porta, si costruisce insieme all'equipe multiprofessionale integrata un progetto che è veramente un abito sartoriale ormai, che è realizzato però con l'utente, insieme all'utente, ad hoc insieme agli altri stakeholder, che sono, oltre all'utente, la famiglia, per chi è fortunato e chi ce l'ha, e anche per chi la vuole coinvolgere, perché poi c'è anche un problema di coinvolgimento rispetto alla privacy. Cerchiamo sempre di lavorare affinché il cerchio degli stakeholder possa allargarsi, perché più siamo a ragionare intorno ad un tavolo, più abbiamo possibilità di appunto aiutare l'utente. Ma anche gli enti del terzo settore, le associazioni di volontariato presenti sul territorio, le associazioni dei familiari, e noi
nel nostro dipartimento, se posso permettermi, nel nostro territorio siamo fortunati perché ormai da anni abbiamo anche un'associazione degli utenti, il Sole di Notte, che quindi è altamente rappresentativa di tutti i bisogni che gli utenti possono portare alla pari, seduti intorno a un tavolo insieme ai professionisti. Ecco lei, siamo quasi vicini alla pubblicità, anzi dovremmo andare in pubblicità, quindi prima di fare la domanda andiamo in pubblicità, poi torniamo perché io volevo parlare con lei proprio, lei parlava di disturbi depressivi, perché magari qualcuno dice sì, ma alla fine quali sono i sintomi? Quindi magari ne parliamo insieme. Pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, stiamo parlando di salute mentale, la mente al centro, e una domanda che volevo fare poco prima della pubblicità era questa alla dottoressa Carola Tozzini. Quali sono i sintomi, ad esempio, del disturbo depressivo? Perché è uno dei disturbi che è in aumento. Come si fa a riconoscerlo? Perché poi insomma, non è che uno perché è giù 2 giorni è in una situazione depressiva, ecco, insomma, giusto per spiegare. Sì, allora, i sintomi sono dei sintomi core molto caratteristici. Noi abbiamo un manuale che è il manuale diagnostico e statistico delle malattie mentali, il DSM-5, che dà dei criteri molto precisi. Quando si parla di depressione non si parla di semplice tristezza, ma si parla di un'alterazione del tono dell'umore che comprende anche altri sintomi che possono essere l'astenia, l'apatia, cioè la mancanza di forza, la mancanza di voglia di fare le cose, la mancanza di appetito, la mancanza anche di sonno o un eccessivo bisogno di sonno, e che devono durare per un periodo ben preciso, non bastano pochi giorni. Certo. La depressione, tra l'altro, di cui si parla tantissimo, è spesso sottovalutata soprattutto nei giovani. Ne abbiamo già parlato prima, dell'aumento delle problematiche dell'area della salute mentale nei ragazzi giovani, perché può essere sia una depressione unipolare, cioè un disturbo affettivo quale quello della depressione, ma i sintomi depressivi possono presentarsi anche in altri disturbi, che sono dei disturbi molto insidiosi, complessi, che ci viene raccomandato di intercettare il prima possibile, perché più è lungo l'intervallo di patologia non trattata, quella che in termini sempre anglosassoni si chiama DUP, peggiore è la prognosi. Si tratta di patologie che riguardano l'area della psicosi, quelle che prima venivano definite schizofrenie, che però adesso allarghiamo in uno spettro che si chiama spettro psicotico, che comprende tante tipologie di disturbi, ma in cui la fase più importante è proprio quella nei giovani dell'esordio psicotico. Che cosa significa esordio psicotico? È una serie di sintomi in cui ci possono essere anche dei sintomi depressivi, quindi la voglia di non fare, la voglia di non, la mancanza, la capacità di non esprimere le proprie emozioni. Al contrario, per esempio, ci può essere una irritabilità, possono essere singoli, mescolati, la rabbia, un ritiro sociale importante, che però devono durare per un tempo che sia almeno di giorni e settimane, e l'intervallo importante è il mese, perché insieme a questi sintomi prodromici, noi li chiamiamo in termini tecnici, cioè che sono dei campanelli di allarme a cui sia i giovani che non devono, ripeto, avere la vergogna di chiedere aiuto, e poi magari diremo a chi anche chiedere aiuto, ma anche i familiari devono stare attenti, perché a questi sintomi, che possono essere una miscellanea anche tra loro, quindi non presentarsi singolarmente ma che perdurano nel corso del tempo. Ricordiamo bene, il fattore tempo è importante sia per la presa in carico e quindi per la prevenzione della cronicizzazione, ma anche perché altrimenti confondiamo le cose. Possono aggiungersi dei sintomi che noi chiamiamo già sintomi produttivi, che possono essere le allucinazioni, quindi siamo già in una fase più avanzata del disturbo, ma sempre una fase iniziale, cioè il sentire delle voci, il sentirsi chiamato, il sentire dei commenti in assenza dello stimolo. Certo.
o più raramente il vedere anche delle cose. Possono essere presenti anche delle allucinazioni visive o quelle che si chiamano cenestopatiche, cioè il sentirsi toccare, strisciare sul corpo, insieme ai deliri. Cioè l'essere convinti di qualcosa che in realtà non è oggettivo. Il delirio quindi può essere di avere la convinzione di essere avvelenato, di essere spiato, di essere seguito, insieme per esempio ad altri sintomi quali possono essere l'insonnia, sintomi negativi, anche un disagio con una chiusura relazionale. Le chiusure relazionali dei giovani vanno molto attenzionate perché le relazioni sono parte strutturante dell'io, quindi di un'identità della persona, quindi bisogna stare molto attenti, insieme a sintomi cognitivi, deficit della memoria, di attenzione, una vera e propria disorganizzazione del pensiero. Allora, che fare se si hanno questi sintomi più o meno isolati o insieme? Non bisogna avere il pregiudizio e non bisogna sentirsi in colpa, perché spesso i ragazzi poi si sentono anche in colpa, rivolgersi ai genitori, chi ce l'ha, all'amico, soprattutto anche il medico di famiglia ha un ruolo importante. Ci sono anche le associazioni sul territorio che possono aiutare dei familiari e che quindi sono per noi dei filtri molto importanti per intercettare anche i bisogni, per poi rivolgersi appunto, per esempio se si va dal medico di famiglia sicuramente poi ci farà, valutando l'intensità del sintomo e l'importanza, rivolgersi al medico di base. Devo sottolineare che nella parte degli esordi psicotici giovanili, di cui appunto ricordo i sintomi depressivi possono essere uno dei core sintomatologici, una grande importanza nella slatentizzazione di fenomeni che potrebbero poi manifestarsi ma che si manifestano prima oppure che mimano proprio un esordio psicotico è l'abuso di sostanze, soprattutto le nuove sostanze sintetiche mimano proprio dei quadri, cioè non mimano, fanno sì che nascano degli esordi psicotici che in realtà non sono sintetici, chiamiamoli così per utilizzare il termine che utilizzano i giovani, e quindi è importante intercettarli precocemente. Perché? Perché le moderne linee guida ci dicono presa in carico precoce entro l'anno è la prognosi migliore, perché se già si supera l'anno, e spesso si supera perché sono dei sintomi sotto soglia, come abbiamo visto, molto aspecifici, molto particolari, molto peculiari, però la prognosi è più sfavorevole. Il trattamento che viene indicato negli esordi psicotici è un trattamento integrato. Che cosa significa? Sono casi complessi, che hanno bisogni complessi, quindi ci deve essere un team multiprofessionale integrato in cui appunto il medico è quasi sempre affiancato, a seconda poi dell'entità del bisogno, dallo psicologo, più tutte le altre figure professionali che abbiamo enumerato prima, per una terapia combinata e congiunta. Ecco, una famiglia che magari osserva che ci sono determinati atteggiamenti, sintomi che perdurano nel tempo, come lei diceva, cosa possono fare? Possono segnalare il proprio caro, perché poi non è, come diceva lei, facile che una persona magari riconosca di avere un problema e chieda aiuto. Può segnalare, quindi magari può venire a parlare appunto all'interno dei centri di salute mentale, esporre la propria problematica e lì si dirimerà appunto. Il filtro principale sarebbero i medici di famiglia che magari conoscono anche di più l'utente, no? E l'hanno già e anche tutta la situazione. Quindi il primo filtro sono sicuramente loro. Poi c'è appunto anche la possibilità di essere indirizzati nel centro di salute mentale, dove spesso i genitori, noi parliamo anche di una presa in carico indiretta, hanno del tempo a disposizione e dedicato fino a che si possa arrivare a quella che è la presa in carico dell'utente, che non è sempre facile, perché chi non è motivato poi bisogna spingere alla motivazione, quindi un ruolo fondamentale ce l'ha la famiglia ma anche i filtri sul territorio. Ecco, gli assistenti sociali, insomma, stretto contatto come loro con questi pazienti. Abbiamo sentito dell'iniziativa importantissima di cui ci ha parlato prima. Ci sono però tanti altri progetti
che voi avete in cantiere e che insomma sono assolutamente importantissimi. Certo, appunto proprio come Dipartimento di Salute Mentale abbiamo tutta una filiera riabilitativa e ecco, sono tutte attività nelle quali noi come gruppo, insomma come servizio sociale partecipiamo insieme agli altri colleghi dei centri di salute mentale. La nostra è sempre un'attività integrata. È chiaro che però, proprio come figura professionale, l'assistente sociale, in modo particolare anche insieme all'educatore, è più orientato chiaramente alla parte riabilitativa. E qui appunto l'organizzazione dei nostri servizi e ecco, mi piace dire che siamo riusciti da un paio d'anni, insomma dal 2023, a rendere la proposta riabilitativa omogenea su tutto il territorio della Marca, nel senso che, come sapete, insomma l'ULSS 2 nasce dalla fusione di 3 ULSS, e cioè da tre territori estremamente diversi che avevano delle storie molto diverse. Con grande fatica però siamo orgogliosi insomma di dire che oggi riusciamo proprio a offrire a tutti i cittadini le stesse risposte in tutto il territorio. E quindi appunto parlando della parte prettamente riabilitativa abbiamo tutta una serie di attività, di servizi e di progetti che come posso dire, rispondono innanzitutto ai diritti di cittadinanza e quindi direi a 3 assi fondamentali di cui oggi si parla tanto e si parla tanto un po' a tutti i livelli, nel senso che esistono delle indicazioni che ci arrivano dall'Unione Europea, sicuramente delle indicazioni nazionali molto precise e non ultime, insomma, le indicazioni regionali che ci spingono e promuovono appunto il lavoro dei dipartimenti di salute mentale andando a prestare particolare attenzione, come dicevo, a 3 assi fondamentali, che poi sono gli assi strutturali nella vita, nella costruzione, insomma, ecco, della vita delle persone e che sono l'asse della casa, il diritto quindi alla casa e alla possibilità di costruire un futuro, insomma, legato ecco, a un ambiente lavorativo, e sappiamo quanto sia difficile oggi, in modo particolare per i giovani, e figuriamoci insomma un ragazzo giovane che magari ha anche qualche difficoltà dal punto di vista appunto mentale. Il lavoro non solo come possibilità di avere un reddito, ma qui insomma nel nostro nord-est il lavoro determina proprio, come posso dire, dà dignità alla persona, è un elemento, mi viene da dire, imprescindibile insomma quando andiamo a ragionare sul futuro soprattutto di ragazzi giovani. E poi, non da ultimo, insomma, l'asse dell'affettività e della socialità. E quindi appunto noi abbiamo una serie di servizi, come dicevo, ben distribuiti nel territorio che lavorano su tutti questi aspetti. Come dicevo, sicuramente la parte dell'inserimento lavorativo è una parte molto importante. Il nostro territorio, questo Dipartimento, ha sempre dato molta importanza a quest'ambito riabilitativo, andando anche, e parlo insomma di più di 20 anni di storia, ecco, in questi termini, andando anche a aiutare, sollecitare lo sviluppo di tutta una rete anche di cooperative sociali di tipo B nel nostro territorio, che potessero lavorare insieme a noi proprio per accogliere e aiutare appunto gli utenti in carico ai nostri servizi a riprendere o a inserirsi per la prima volta nell'ambito lavorativo. Ma oggi mi piace anche citare un progetto che ormai non è più nuovo da noi, nel senso che sono più di 10 anni che ci lavoriamo, e ci lavoriamo con dei risultati davvero tanto importanti e tanto interessanti, e che è, anche qui uso un acronimo, l'IPS, che sta per Individual Placement and Support, che è un sostegno alla ricerca attiva del lavoro. Che cosa significa? Significa che non vengono più utilizzate i contesti, per così dire, protetti. Non stiamo parlando di tirocini riabilitativi o borse lavoro. Stiamo parlando proprio dell'accompagnamento appunto di queste persone nella ricerca di un lavoro contrattualizzato, di un lavoro vero, dando però tutto il sostegno di cui c'è bisogno non solo per trovare il lavoro, ma anche e soprattutto per mantenere il lavoro.
Quindi in un certo senso rovesciamo un pochino quello che eravamo abituati a fare, e cioè aiutare le persone ad allenarsi per riprendere in mano appunto la propria storia lavorativa, per poi permettergli di entrare nel mondo del lavoro. Adesso con l'IPS possiamo fare anche il contrario, cioè possiamo dire: noi ti aiutiamo ad entrarci il più velocemente possibile, come diceva appunto la dottoressa Tozzini, soprattutto con i giovani è importante il tempo, e quindi i giovani non aspettano, non accettano tempi troppo lunghi, training troppo lunghi, addestramenti troppo lunghi. E quindi ecco, credo che la risposta dell'IPS rispetto a questa particolare fascia di popolazione sia una risposta importante, una risposta vincente. Peraltro l'IPS è un metodo che è stato, sì, come si capisce insomma dalla terminologia, è stato ideato negli Stati Uniti e è manualizzato, quindi è un metodo anche molto rigoroso, è evidence based, quindi sono state fatte numerosissime ricerche in tutto il mondo, e si è visto che nonostante come posso dire, il tessuto culturale, il tessuto politico, il tessuto economico fosse diverso, le risposte comunque erano davvero molto, molto positive. E sulla scorta di questo è anche stato manualizzato quello che noi chiamiamo l'IPS Young, e quindi l'IPS è proprio ritagliato sulla fascia giovanile, che non solo aiuta i giovani nella ricerca e nel mantenimento di un posto di lavoro, ma che li può aiutare anche nell'orientamento scolastico, nella conclusione di un percorso di studi e soprattutto aiutarli a non perdersi. Perché devo dire che, ahimè, molto spesso quando i ragazzi giovani arrivano da noi hanno già perso questo tassello importante, che quindi è la scuola, e magari per i giovani adulti appunto è il lavoro. Ecco, noi dobbiamo cercare, e strumenti come questo, ecco, metodi come questo dovrebbero appunto aiutarci a fare in modo che le persone non arrivino a perdere il ruolo sociale che hanno. Certo. Ecco, parlavamo proprio di giovani e di bisogni. Quali sono quindi i bisogni emergenti dei giovani? Allora, quando mi preme sottolineare che quando una persona arriva anche ad intraprendere questo tipo di percorsi che ha descritto la dottoressa Lari, significa che ahimè è un disturbo complesso, cioè un disturbo che richiede un team multiprofessionale che ruota intorno a lui a causa di un disagio. I disagi sono molti. Abbiamo visto appunto che nell'era post-pandemica il tasso delle patologie psichiatriche è aumentato molto e i giovani vivono una sfida continua, perché devono essere iperformanti e al tempo stesso però hanno quella fragilità che è tipica di quella fascia di età. Abbiamo quindi notato dei bisogni sempre più complessi, che si estrinsecano poi anche in isolamenti sociali importanti e relazionali importanti. È stato sempre di più sdoganato il termine hikikomori. Sono dei giovani che quindi perdono proprio quel tassello che diceva la dottoressa Lari, che è quello delle relazioni, che è importantissimo per la strutturazione dell'io e che possono pure anche sviluppare nei casi più gravi dei sintomi psicotici. Ne abbiamo parlato prima. Abbiamo notato un aumento dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, gli esordi di anoressie che abbiamo visto gravi come mai c'era capitato di vedere. Sono degli esordi molto precoci che scendono intorno alla fascia dei 14 anni e addirittura anche sotto alla fascia dei 14 anni, per cui dobbiamo assolutamente collaborare con, oltre ai medici di medicina generale, con i nostri colleghi della neuropsichiatria infantile, ma anche dell'infanzia, adolescenza, famiglia e consultori. Le sindromi depressive importanti, reattive anche agli stress che abbiamo notato nel periodo post-pandemico, sono state in aumento, così come abbiamo già detto gli esordi psicotici indotti da sostanze e non solo, perché le psicosi le avevamo anche prima
senza un utilizzo così marcato delle sostanze, ma a livello c'è un osservatorio provinciale di cui appunto il SERD fa parte, il Servizio per le Tossicodipendenze, che ha già pubblicato i dati che fanno vedere come il fenomeno è in aumento soprattutto nei giovani, per cui la collaborazione con le aree di confine è importantissima, proprio perché quando ormai perché è importante non farli perdere proprio questi ragazzi nonostante la patologia, e dare sostegno anche alle famiglie, perché si vive in un mondo complesso che rischia ulteriormente di divenire ancora più complesso anche quando interviene una malattia. Questo succede in tutte le famiglie, in particolar modo quelle dell'area della salute mentale sono delle problematiche molto peculiari. Ecco, siamo quasi al termine, una domanda veloce per chiudere. Il periodo pandemico ha in realtà cambiato una realtà oppure non è stata cambiata ma ha accelerato una situazione che era già preesistente? Ha accelerato, secondo il nostro osservatorio, che non è solo quello locale ma anche regionale, nazionale e mondiale, ha accelerato un fenomeno che già esisteva. Vi ringrazio di averci invitato anche a ridosso di una giornata che per noi è una giornata molto importante per gli operatori della salute mentale, che è il 10 ottobre. Il 10 ottobre si celebra ogni anno la giornata mondiale della salute mentale. Noi come USL 2 abbiamo un tavolo dedicato a promozione nell'ambito della salute mentale, proprio di eventi, proprio perché parlarne significa anche prevenire. Quest'anno l'Organizzazione Mondiale della Sanità punta proprio il focus sulle reazioni nelle vittime di catastrofi e di eventi traumatici, dicendo che e questi sono dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, una persona su 5 soffre di problematiche dell'area della salute mentale. Parlarne diventa fondamentale, parlarne è la cosa che potrebbe aiutare insomma le persone a chiedere aiuto. Parlarne come qualsiasi altro tipo di disturbo e di patologia. Io ringrazio davvero la dottoressa Tozzini per essere stata con noi, la dottoressa Alari, ovviamente sempre a disposizione per chiunque abbia bisogno, quindi insomma di aiuto, ecco, di aiuto, e famiglie che possono insomma rivolgersi a loro. Grazie davvero. Grazie a lei. Grazie. Noi siamo arrivati al termine di questa nostra puntata relativa alla sanità. Abbiamo parlato di salute mentale, ovviamente appuntamento sempre a martedì prossimo. Vi ricordo che subito dopo la pubblicità, alle 16:15 anzi, ci sarà il film Fiore del deserto. A me non rimane che salutarvi e ringraziare Alessandro Granziera che ci ha seguito. Grazie davvero, arrivederci.